Guancioli con la destro ancora per Castroni sull'auto destro. Castroni va al tiro, respinta del portiere, poi rimane ancora lì la palla, alla fine il palo addirittura colpito da De Matteis. 10 minuti, allarga sulla destra verso Lucchetti, Ripani verso Discepolo con la sinistra al volo, perde però la sfera che viene riconquistata dopo l'intercetto. Attenzione al tiro di Castroni, conclusione e parata del portiere per i giocatori della Tevere Remo, con Cerasaro che scarica verso Castroni, ancora uno scambio per De Matteis, triangolo in mezzo che non si chiude, la palla è sempre dei giocatori in nero, con Milani che scarica ancora verso Castroni, conclusione, parata del portiere. Per la Tevere Remo è il numero 6 Milani, con Guancioli che poi va anche a disturbare, o Castroni o Signori della battuta, fischia l'arbitro a partire Castroni, tiro e pareggio della Tevere Remo, 1 pari e 10 minuti dalla fine di questo primo tempo, segna Castroni. Basili contro Castroni che gli leva la palla, attenzione al contropiede con Masci che viene atterrato, calcio di punizione dalla tre quarti campo, anzi da poco più avanti del centrocampo per la Tevere Remo, che avrà ancora la possibilità, anzi no, è tiro libero, un altro tiro libero per la Tevere Remo. Dall'arbitro Real Fabbrica di Roma, parte Castroni, fischia l'arbitro, Castroni contro il portiere, conclusione, gol, 4-2, Castroni, doppietta per lui, la Tevere Remo cerca di allungare